Beh, il punto pericoloso è assolutamente questo, perché se voi guardate siamo in rotatoria, perciò chi viene da strada di Anconeta Postumia, appena fa lo stop, lì sei già sulle strisce pedonali, quindi non hai assolutamente visibilità, e lì un passeggino lo prendi in pieno. Non è possibile che le strisce pedonali siano a ridosso di una rotatoria e assolutamente di una curva, perché è pericoloso per i nostri bambini che vanno a catechismo, tipo queste qua. Questa mamma del quartiere Ospedaletto, la frazione più estrema di Vicenza al confine nord con il comune di Lisiera, ci ha indicato bene il problema più grave della zona. Servono misure più efficaci. Multe a gogo e qualcosa che segnala la velocità, perché è il secondo morto. Eh sì, l'altro giorno c'è stato un altro morto, anzi terzo, perché 2 sulla statale qua e 1 di là. Insomma, anche quella strada che c'è qui è molto pericolosa. Hanno fatto una bella pista ciclabile, però la strada è stretta e il traffico è tanto, cioè non è adatto a quella strada lì, dovrebbero allargarla. Come corrono in questa zona? È forte, veloce. È una strada pericolosa? Sì, abbastanza. Te copa, perché tu dica fretta. Specialmente se uno ha difficoltà di camminare è un rischio attraversare la strada qua, è un rischio. Il problema c'è, esiste, c'è sempre stato, per cui non è una novità, voglio dire. A volte si andava a scuola a piedi e si andava da soli, adesso questo non è più possibile farlo. Ma c'è un altro problema che limita la qualità di vita dei residenti. Manca un supermercato, anche piccolo, ma ci vuole. Mancano negozi di vicinato anche per gli anziani di Ospedaletto. Per persone che sono un po' anziane, non avere un punto di riferimento anche per i beni primari. La cosa più urgente è i negozi. E siamo immersi da bar, perché se li andiamo a contare dall'inizio della chiesa fino alla scuola saranno 7-8. Quello che manca ad Ospedaletto è la bottega di Ospedaletto. Quindi se tu guardi, ad esempio, siamo qua e c'è una vecchia latteria, c'è un lavatoio che se fossi io farei un muro unico e farei la classica bottega di Ospedaletto, quindi quella che serve per noi di Ospedaletto.